Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Arsenale scoperto dalla polizia di Catania nel rione di Picanello, trovati fucili, pistole, mitragliatrici e munizioni di vario calibro, rinvenuti anche 60 kg di droga. Incidente sul lavoro all'ISAP di Priolo, la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. In gravi condizioni l'operaio colpito al torace da un attrezzo. I sindacati puntano il dito sulla sicurezza nelle aziende del petrolchimico. Catania, docce dai parenti e cibi cucinati con i fornellini elettrici. A distanza di quasi 3 settimane dall'esplosione a Trappeto Nord, la rabbia dei residenti, molti sono ancora senza gas. Piazza Federico di Svevia, Catania resterà pedonale. Non passa il referendum per l'abolizione della ZTL. Da delibera sperimentale, la zona traffico limitato diventa così definitiva. Meteo, domenica d'allerta arancione in Sicilia orientale, temporali flagellano il versante ionica dell'isola. Il pianista Giovanni Allevi incanta il pubblico del Teatro Pirandello di Agrigento che registra il tutto esaurito. Calcio, a Monopoli il Catania ritrova la vittoria in trasferta, il successo contro la capolista è firmato da De Paoli e Ierardi. Toscano, squadra con grande cuore. Bentrovati, la cronaca ci porta a Catania. Un arsenale è stato scoperto dalla polizia nel rione di Picanello. Sono stati trovati fucili, pistole, mitragliatrici e munizioni di vario calibro. Rinvenuti anche 60 kg di droga. Sentiamo Tonino De Mana. Un arsenale, circa 60 kg di droga sono stati sequestrati dalla polizia di Catania. Erano nascosti in un garage di Picanello a cui gli agenti sono arrivati grazie al fiuto dei cani Ares e Maui dell'unità cinofile delle volanti. Occultati all'interno di valigie di fusti in plastica, la polizia ha trovato 2 fucili d'assalto del tipo Kalashnikov, un fucile semiautomatico con matricola a brasa con la canna mozzata, una mitragliatrice, altre 9 pistole tra rivoltelle semiautomatiche, alcune delle quali prive di matricola, e anche una penna pistola. Le armi erano munite di silenziatori e di munizionamento di vario calibro. Nel nascondiglio sono stati trovati anche 60 kg di sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per confezionare la droga. Nel dettaglio sono stati sequestrati 11 kg di hashish, 190 grammi di cocaina e 48 kg di marijuana. Nel garage sono stati trovati anche 2 motocicli risultati rubati. Indagini sono in corso per identificare il proprietario del deposito. È ancora ricoverato al Cannizzaro di Catania l'operaio che è rimasto ferito nello stabilimento di Priolo per un attrezzo che si è staccato da un macchinario. Le sue condizioni, i medici dicono, sono stabili ma in prognosi riservata. Intanto la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sull'incidente del lavoro. Simona Mazzone. Le sue condizioni sono stabili ma molto gravi a causa di un trauma toracico addominale. Resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania con prognosi riservata l'operaio 53enne ferito al torace da un pezzo di metallo venerdì scorso mentre lavorava nella raffineria ISAB Nord del polo petrolchimico di Priolo nel Siracusano. Il lavoratore, dipendente di un'impresa metalmeccanica esterna che in questo stabilimento si occupa di manutenzione di pompe e valvole, stava intervenendo nell'impianto CR30. Mentre lavorava, probabilmente per estrarre un dado difficile da svitare, il suo attrezzo, uno spaccabulloni, per ragioni in corso di accertamento si è frantumato e una delle schegge di metallo lo ha colpito in pieno petto, comportando la fuoriuscita di parecchio sangue. Immediati soccorsi dei colleghi, il trasferimento all'ospedale di Siracusa prima e al Cannizzaro di Catania subito dopo, dove sono state necessarie più trasfusioni di sangue. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. La pompa e gli strumenti meccanici sono stati sequestrati. I sindacati puntano il dito sulle condizioni di degrado e di insicurezza del petrolchimico siracusano. Occorrerebbe fare chiarezza sull'affidamento dei lavori per la FIOM CGIL di Siracusa. Troppi punti oscuri invece per la UIL siciliana, sul piano della prevenzione sui luoghi di lavoro, così come su quello della repressione. A distanza di 19 giorni dall'esplosione che ha sventrato 2 palazzine a Trappeto Nord, migliaia di persone sono ancora senza gas. Vi raccontiamo la loro strana domenica. Tonino De Mana.
Dall'esplosione del 21 gennaio scorso che ha sventrato 2 palazzine a Trappeto Nord sono già trascorse 3 domeniche. 3 domeniche senza gas e senza certezze. Oltre al dramma degli sfollati e una quotidianità sconvolta per le 20.000 persone indirettamente colpite dallo scoppio causato da una fuga di gas che, se da un lato non ha provocato vittime, dall'altro sta creando enormi disagi agli abitanti di Trappeto Nord e San Giovanni Galermo. C'è chi addirittura prega per riavere il gas. Gesù mio, sbloccala questa situazione, non ne possiamo più. Cosa si mangia oggi a pranzo? Io sono evacuata da mia figlia, devo andare. Niente, che si mangia? Niente, perché non si può cucinare. Qualcuno sa già cosa mangiare? Oggi pasta a forno compra da fuori. Per altri niente cibo da asporto. Io oggi sono a mangiare da mio cognato. Sono in tanti, per fortuna, ad avere ancora le bombole. Oggi quello che a casa comandano le mogli, giustamente quello che troviamo mangiamo. Sta pensando di aggiungere qualche altro posto a tavola? Se c'è qualcuno, ben venga. Fin quando c'è posto a tavola e c'è un piatto per poter mangiare le persone, ben venga. Non le manda a dire il consigliere della 4ª municipalità, Giuseppe Ragusa. Catania Rete Gas con il presidente Todoro dà la colpa ai consiglieri di quartiere che si sono attivati prontamente, e io sono uno di questi, ad comunicare e aiutare le persone colpite da questo disagio. Venga sui luoghi, non ascolti solamente 10-15 persone, ma ascolti l'intero municipio, anche in un consiglio di municipio che non si stanno più effettuando. Catania Rete Gas intanto annuncia che nelle prossime ore sarà reimmesso nelle condotte il gas nei quartieri Sannullo e Trappeto Sud. Restiamo a Catania. La pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia è salva. Non passa il referendum che ne chiedeva l'abolizione. Sentiamo Lorena Dolci. Hanno lottato fino all'ultima firma, ma i banchetti disseminati per mezza Catania non sono bastati. Non passa il referendum per l'abolizione della ZTL, la pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia, scattata il 16 giugno scorso. Solo 6.600 firme raccolte a fronte delle 7.500 necessarie. I promotori, commercianti, ristoratori e associazioni hanno lottato 120 giorni contro quella che definivano una delibera nata in fretta che non teneva conto delle esigenze del territorio, quali ad esempio la mancanza di parcheggi e la presenza di disabili. Noi continuiamo sempre a essere critici rispetto a questa posizione delle ZTL perché hanno dimostrato proprio con i fatti di danneggiare i ristoratori. Purtroppo per quanto riguarda i disabili muniti di pass vengono continuamente multati. Da delibera sperimentale la zona a traffico limitato diventa così definitiva, lasciando il traffico lontano dal circuito attorno al Castello Ursino, in procinto di chiudere per un progetto di riqualificazione complessiva che richiederà 2 anni di lavoro. Per rispondere al grido d'aiuto dei ristoratori che lamentano un calo del fatturato, l'amministrazione durante l'estate aveva allestito spettacoli, concerti, serate a Marcord che hanno preso il posto delle auto in tripla fila e dei parcheggiatori abusivi. Resta il dato di un quartiere popolare quasi abbandonato dai catanesi e sempre più affollato di case vacanze e B&B. Parliamo di meteo. Sicilia flagellata dalla pioggia e dai temporali, colpito soprattutto il versante orientale. Allerta arancione della Protezione Civile che invita alla prudenza e a limitare gli spostamenti. Giusy Lazzara. La pioggia battente e i temporali si sono spostati dal versante occidentale a quello centrale e orientale della Sicilia. Piove a Catania, Siracusa e Messina dove c'è un forte vento. Ragusa è sotto la pioggia da stamattina. Anche a Palermo sul versante occidentale i temporali sono in attenuazione. Come ormai ci siamo abituati è stata diramata l'allerta arancione della Protezione Civile che invita alla prudenza e a limitare gli spostamenti. La nuova settimana invece vedrà spiccata variabilità atmosferica con occasione per nuove ampie aperture soprattutto sul comparto centro-occidentale della Sicilia, mentre il versante ionico sperimenterà qualche nuovo episodio instabile con occasione per qualche locale rovescio o temporale. E la Protezione Civile per domani ha diramato l'allerta gialla solo sul versante ionico. Le basse temperature di questi giorni, che hanno riempito di neve l'Etna, torneranno in leggera risalita a inizio settimana. Ed è stata una domenica impegnativa per i tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione Etna Sud. La situazione più grave per una turista di 47 anni di Malta che, scivolata con uno slittino, ha riportato un trauma cranico e contusioni alla colonna vertebrale.
2 giorni in Sicilia per Carlo Calenda, il leader di Azione ha iniziato il suo tour da Catania, poi a Messina per concludere la sua visita nella giornata di oggi a Palermo. In tutte le tappe Calenda ha attaccato lo statuto autonomistico siciliano e invitato Roma a commissariare Palermo, soprattutto per quel che riguarda la sanità. Manlio Viola. Lo statuto autonomistico siciliano non è un'opportunità ma un problema per l'isola. Occorre abolirlo e riportare tutto nelle mani dello Stato, o quantomeno occorre commissariare tutto quello che non funziona. È una visione in controtendenza rispetto all'attuale convinzione che viaggia verso l'autonomia differenziata, quello di Carlo Calenda. Il leader di Azione è in Sicilia da 2 giorni e parla di commissariare soprattutto la sanità nell'isola. La sanità in Sicilia spende pro capite quanto la Lombardia, ma dà servizi disastrosi ed è così da ormai sempre. Quindi, siccome i siciliani hanno diritto ad avere una sanità decente, bisogna usare poteri sostitutivi, levarla alla regione e farla gestire direttamente dallo Stato. Ma se nel settore delle cure Calenda è tranciante, si trova invece d'accordo con la linea della regione siciliana su quel che riguarda i rifiuti e dunque i termovalorizzatori, che bisogna farli e anche velocemente. Assolutamente sì, vanno fatti il prima possibile, il più velocemente possibile. In tutta Europa e in tutto il mondo occidentale i termovalorizzatori sono un dato acquisito. Noi abbiamo bisogno nel sud Italia di 11 termovalorizzatori, vanno fatti rapidissimamente. Sul fronte nazionale il leader di Azione vede un paese che rischia il collasso, dove le polemiche si sviluppano su cose che non interessano alla gente, mentre i veri temi che riguardano gli italiani restano al palo. Una breve pausa, ci vediamo tra poco. Passione e saper investire, il mix vincente del Tennis Club Calascibetta, una cittadella dello sport nata nel cuore della Sicilia. E mentre per ristrutturare un palazzetto dello sport si impiegano quasi 20 anni, a Calascibetta nel giro di pochi anni è stata realizzata un'opera che avvicina tanti giovani allo sport. Marco Gullà. Nella Sicilia, in cui per la ristrutturazione di un palazzetto dello sport possono passare anche 17 anni, come nel caso di Palermo, ci sono anche realtà come quella che vi stiamo per raccontare, quella del Tennis Club Calascibetta, provincia di Enna. In questa parte interna della Sicilia, in pochissimi anni si è passati da un solo campo da tennis ad una vera e propria cittadella dello sport. Tennis, basket, padel, pickleball, calcio, campi coperti, investimenti e passione, l'esempio di come si può investire bene in Sicilia. In effetti è una struttura che è nata in 5-6 anni, diciamo, dall'inizio, la prima struttura polivalente, e a seguire i campi da tennis, il campo da pickleball, da padel e da ultimo il campo coperto, che per noi è veramente una grossa fortuna, in quanto con le nostre temperature possiamo svolgere tutte le attività didattiche e anche agonistiche durante il periodo invernale. Calascibetta, 4.000 abitanti, questo circolo permette a tantissimi bambini di avvicinarsi allo sport. Sì, molti bambini sono avvicinati al tennis da quando c'è il nostro circolo, tantissimi, pur essendo un piccolo paese che siamo 3-4.000 abitanti. Tutta la scuola tennis, e ci sono proprio tantissimi bambini che partecipano. E allora quando c'è passione, quando si investe con intelligenza, il risultato non può che essere positivo. Durante una trasferta dico a Salvatore: perché non creiamo un circolo a Calascibetta? Da questo ci siamo messi alla ricerca di 30 soci fondatori e siamo riusciti in breve tempo a creare questo circolo. È stato presentato a Comiso, nel Ragusano, il libro Donne di carta, un itinerario letterario per scoprire i luoghi e le scrittrici di una Sicilia che dava poco spazio alle donne di esprimersi. Veronica Barbarino. Goliarda Sapienza, Anna Ruggeri e Mariannina Coffa, Maria Occhipinti ed Elvira Mancuso e ancora Maria Laimo e Carol Lunetta Cianca sono solo alcune delle scrittrici siciliane riscoperte e raccontate da Marinella Fiume e Fulvia Toscano in Donne di carta. Un itinerario letterario per scoprire i luoghi, a volte lontani dalle rotte turistiche usuali, in cui queste figure hanno vissuto.
I tempi sono quelli in cui in Italia e in Sicilia si dava poco spazio alle donne di esprimersi. Questa guida quindi celebra chi con grande tenacia e sensibilità non ha mancato di far sentire il proprio punto di vista sul mondo. Con tutti questi pallini rossi sono indicati tutti i luoghi della nostra isola che noi abbiamo battuto grazie a tutte le associazioni, le scuole, le università, i comuni che hanno collaborato al progetto per raccontare questo itinerario di storie di donne. Hanno in comune la passione per la scrittura, l'avere pubblicato libri, alcuni dei quali che hanno avuto una storia felice, fortunata, editoriale, altri che invece dimenticati. Una guida per varcare le soglie delle case di queste donne, le loro scuole, le strade che accolsero i loro passi scomparsi nel tempo, ma oggi ritrovati. Uno dei pregiudizi più radicati è che in campo e in ambito femminile spesso la Sicilia, la Calabria, il profondo sud siano in qualche modo, tra virgolette, arretrati o quantomeno arrivati in ritardo. Ecco, invece noi stiamo cercando di invertire questa tendenza e stiamo cercando di raccontare un'altra Sicilia, dove in tempi non sospetti e difficili le donne siciliane sono state veramente all'avanguardia di tutto. Adesso musica, il pianista Giovanni Allevi ad Agrigento con il suo Piano Solo Tour, ha debuttato al Teatro Pirandello, ma tappe sono previste anche a Palermo e Catania. Davide Sardo. Un teatro Pirandello gremito, un pianoforte e un silenzio carico di emozione. Poi le prime note e la magia ha avuto inizio. Ieri sera Giovanni Allevi ha inaugurato il suo Piano Solo Tour ad Agrigento nell'anno in cui la città è capitale italiana della cultura. 80 minuti di pura intensità musicale tra virtuosismi e momenti di delicata introspezione con il pubblico rapito dalla sua interpretazione. Applausi scroscianti e standing ovation hanno accompagnato il maestro che ha trasformato il teatro in uno spazio sospeso tra sogno e realtà. In scaletta, da aria a luna, passando per l'idea, un viaggio emozionale che ha toccato le corde più profonde degli spettatori. A 55 anni, con i riccioli ormai ingrigiti, Allevi mantiene l'aura di artista timido e geniale che lo ha reso un'icona pop. Laureato in filosofia, ha arricchito la serata con riflessioni sullo stoicismo e il suo significato nel mondo contemporaneo. Dopo Agrigento il tour proseguirà in Sicilia con tappe a Palermo e Catania, ma il ricordo di questa notte resterà a lungo nel cuore di chi c'era. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania dopo 2 mesi torna a vincere in trasferta e lo fa contro la capolista Monopoli. Il successo porta alla firma del neoacquisto De Paoli e di Ierardi. Sentiamo il tecnico Mimmo Toscano. Questa è una partita che ti deve dare il senso del lavoro, il senso dell'essere uniti, il senso di appartenenza. Non deve essere questa vittoria che deve farci cambiare, anzi bisogna insistere su come abbiamo preparato la partita questa settimana, su come abbiamo lavorato e da qui in avanti crescere sempre, perché oggi è la dimostrazione che se lavori di squadra, se sei tenace, se vuoi veramente un risultato lo ottieni. È una squadra con un grande cuore, con una grande anima, ha dato l'anima per 95 minuti, non si è accontentato del pareggio, ha continuato a spingere, consapevole della propria forza fisica e mentale, ha portato a casa una vittoria meritata in un campo difficile contro la prima in classifica. Abbiamo fatto gli errori, le cose che possiamo fare meglio, adesso bisogna continuare. Io ho detto ai ragazzi, godetevi questa vittoria, ma da martedì vi voglio ancora avvelenati. E in Serie B Palermo Sprecone alla Spezia in vantaggio per 2-0, i rosanero gettano via la vittoria in pieno recupero, al picco finisce in parità. E invece pareggio a reti inviolate tra Messina e Picerno, largo successo del Trapani sul campo della Turrisi. I Granata pensano adesso alla Coppa Italia. Sergio Colosi.
4 campionati di Serie C, 8 partite tra andata e ritorno, mai una vittoria del Messina sul Picerno, squadra più solida e strutturata con vista sui play-off. Le parate di Krapicas salvano i giallorossi, rigore compreso di Volpicelli. Un legno per parte, Garofalo nel primo tempo e l'ex Manetta nella ripresa completano le principali emozioni. Banchieri 5 punti in 3 partite rimane imbattuto, ma al Messina per la salvezza servono gli straordinari e il calendario con Benevento, Trapani, Monopoli e Avellino prossimi avversari non è un alleato. Il recupero degli infortunati e una condizione fisica, soprattutto dei nuovi da migliorare, sono aspetti fondamentali per risalire la classifica. Buono l'esordio di Gelli in difesa, meno bene Averi e Vicario, mentre Crimi si conferma leader. Risolta la pratica Turris, il Trapani è già proiettato alla semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, in programma martedì a Rimini. Si parte dallo 0-0 dell'andata. A Torre del Greco, seconda vittoria consecutiva per Torrente, 4-0 firmato da Ciuferri, Ongaro e dalla doppietta del capitano Celiento. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.